Ieri Secca Grande, oggi Porto Empedocle. Continuano gli sbarchi di nordafricani lungo la costa occidentale della provincia di Agrigento. Un'imbarcazione con a bordo 43 clandestini è stata intercettata stamane alle prime luci dell'alba da un pattugliatore della Guardia di Finanza a largo della costa seccense e subito rimorchiato fino a Porto Empedocle. Appena giunti al porto empedoclino, i clandestini, tutti uomini e qualche minore, sono stati rifocillati, ma prima della consueta visita di controllo, uno di loro, durante l'attesa, ha tentato la fuga, sfuggendo ai controlli delle forze dell'ordine. Il giovane ha oltrepassato il muretto di cinta e si è rifugiato all'interno di un'area adiacente al porto, tra le sterpaglie, ma subito bloccato dagli agenti della Polizia di Stato. Caricati a bordo del pullman, il gruppo di extracomunitari poi è stato accompagnato in questura per le procedure di identificazione e subito dopo trasferito in un centro di accoglienza. L'imbarcazione su cui viaggiavano i nordafricani è stata posta sotto sequestro dalla magistratura. Le favorevoli condizioni climatiche di questi ultimi giorni ed il mare piatto favoriscono i viaggi di chi si allontana dalle coste nordafricane in cerca di un destino migliore. Già ieri a Lampedusa erano stati soccorsi a poche miglia dalla costa 16 tunisini. Uno sbarco con poche persone che conferma come gli organizzatori dei cosiddetti viaggi della speranza abbiano cambiato letteralmente registro. Infatti, per passare inosservati lungo il canale di Sicilia, gli extracomunitari vengono imbarcati in piccole carrette del mare.